valori della cooperazione hanno contribuito a disegnare il volto attuale della nostra comunità regionale. Di questo passato e di cosa ci aspetta nel futuro parliamo col professor Andrea Zanini, docente di storia moderna all'Università di Udine, qui proprio a Udine. Professore Zanini, in Friuli Venezia Giulia la cooperazione ha sulle sue spalle 130 anni di storia. Dal suo punto di vista, proprio di studioso, quale contributo ha dato al modellamento della nostra attuale regione? La tradizione della cooperazione in Friuli Venezia Giulia è veramente una cosa importante, un episodio molto importante nella storia della cooperazione in Italia. Va detto che nasce sostanzialmente come cooperazione alpina, quindi nasce in un contesto particolare, in un contesto che già a fine Ottocento era un contesto di difficoltà economica. Nasce come sostegno alla piccola proprietà alpina e per questo nelle politiche dell'inizio del Novecento, penso per esempio alle politiche degli anni 20 e 30, viene considerata come un elemento da modificare in termini di sviluppo. In realtà noi ci accorgiamo adesso che il mantenimento della piccola proprietà alpina, della realtà di villaggio dove dopo le latterie si impiantarono anche la cooperazione di consumo, la cooperazione del piccolo credito e dopo la cooperazione di lavoro, il mantenimento di questi presidi fu fondamentale per tutta l'area alpina, prealpina e della piccola proprietà anche di pianura. Quindi l'apporto di questo eccezionale strumento fu fondamentale per lo sviluppo della regione. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, il grande sviluppo economico e industriale del Friuli, ecco, quello è un momento in cui mancano un po' gli studi per capire bene quale fu il contributo della cooperazione. E poi negli ultimi decenni, diciamo nello sviluppo più recente della nostra regione, naturalmente come dappertutto la cooperazione si è spostata verso fasi e settori del terziario che sono fondamentali per il mantenimento della coesione sociale, della solidarietà, del welfare. È un po' questa la chiave del futuro e della sfida futura della cooperazione. Ecco, diceva realtà alpina, sostegno alle piccole aziende, alle piccole imprese, alle famiglie che usano la cooperazione. Non è un caso che la prima cooperativa friulana è una latteria proprio in Carnia. Ecco, oggi riconosciamo che, non dico le latterie, ma le filiere agroalimentari sono essenziali anche in momenti di difficoltà per la nostra vita quotidiana, naturalmente. È un po' una fase di passaggio o secondo lei è una traccia che resterà anche nei prossimi anni? Ma io credo assolutamente che questa dell'agricoltura sarà una delle chiavi della trasformazione dello sviluppo non solo della nostra regione. Vorrei accennare 3 elementi. Il primo elemento è quello della sostenibilità, perché evidentemente l'agricoltura è uno dei settori chiave per impostare una economia a più livelli sostenibili. Noi adesso abbiamo in mente solo la sostenibilità dal punto di vista ambientale e sanitario, visto i tempi che corrono, però pensiamo per esempio alla sostenibilità sociale. Noi abbiamo visto come alcune filiere agroalimentari entrano in crisi per esempio quando si chiudono le regioni o quando l'immigrazione dalle filiere bianche è completamente controllata dalle filiere nere del lavoro. Il secondo elemento per cui secondo me la cooperazione è fondamentale nell'agricoltura è sulla modernizzazione. In realtà processi produttivi, organizzativi, economici e naturalmente tecnologici devono andare verso un forte elemento di modernizzazione in tutti i sensi per aumentare la produttività e per aumentare la sostenibilità, come dicevamo prima. Il terzo elemento naturalmente è quello della cura del territorio, rispetto alla quale l'agricoltura è un presidio fondamentale. La nostra è una regione che ha un territorio particolare, che ha una frontiera montana molto delicata e fragile. Anche in questo senso la cooperazione, più che entrare in competizione in settori rispetto ai quali l'azienda normale, avanzata, del capitalismo avanzato ha un grado di competitività insostenibile, deve curare questo tipo di agricoltura che è un presidio fondamentale per il territorio. Quindi ancora una volta una funzione sociale della cooperazione.
Solidarietà, mutualità, cooperazione sono i valori, come dicevamo, che hanno attraversato la storia della nostra regione. E per il futuro saranno valori che reggeranno ancora, che hanno ancora un senso per la nostra società? È fin troppo facile dire che devono reggere questi valori. Io credo che senza questi valori, proprio per il momento storico che stiamo vivendo, senza questo tipo di valori non sarà possibile uno sviluppo completo del nostro territorio. Pensiamo per esempio alla particolarità del capitalismo avanzato che si sta incrociando con la globalizzazione e si sta incrociando anche con la trasformazione tecnologica, la terza o quarta rivoluzione industriale. Vediamo uno sgretolamento dei diritti del lavoro, vediamo uno sgretolamento di quello che è lo stato sociale, il welfare, quindi in questo senso la missione storica della cooperazione penso che sia più attuale e più futura che mai.